Ben ritrovati a Cattoliche e dintorni. Oggi in apertura vi proponiamo una piccola inchiesta su giovani e politica per capire quali sono gli strumenti informativi utilizzati in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Vediamola insieme. Come vi chiamate? Chiara e Ilaria. Come vi tenete informati in vista delle elezioni politiche del 25 febbraio? Allora, guardando il telegiornale la sera con la famiglia oppure leggendo i quotidiani, cartacei, soprattutto web, i vari blog, queste cose, insomma, soprattutto tramite internet, Twitter, soprattutto, che è più immediato. Tu? Io invece guardo i telegiornali, anch'io mi soffermo su 2 o 3 quotidiani cartacei più che altro, quelli che preferisco. Principalmente il mezzo che uso è internet e poi raramente, sporadicamente i giornali. Pensi che siamo tenuti informati nella maniera corretta? Secondo me no, c'è poca informazione. Cerco di guardare i telegiornali, i quotidiani e poi un po' le voci di paese, diciamo anche. Principalmente leggo i giornali, guardo un po' la televisione e soprattutto i talk show vari che fanno in onda. Cosa ne pensate dell'attuale situazione politica del nostro paese? Allora, è veramente difficile, soprattutto perché non capisco in che modo si possa trovare una soluzione concreta, in che modo davvero, ovviamente oltre andando a votare, si possa fare davvero qualcosa per migliorare la situazione, nel senso è veramente difficile e confusa e vedo pochi aspetti positivi. Pensi che si uscirà da questa crisi? Ma io spero prima o poi, nel senso che anch'io condivido quello che ha detto Chiara, perché è difficile proprio dove andare a sbattere la testa, nel senso che adesso la situazione dei diversi leader è: guardate me che sono il più bravo, sono l'unico che riesce a darvi una soluzione, però sono sempre quelle parole insomma indorate che poi nei fatti si realizzano poco. Principalmente sono un po' dubbioso sulla situazione politica attuale, anche perché non so esattamente chi votare o meno, dato che mi pare che i politici tendano troppo in questo periodo a criticarsi gli uni con gli altri piuttosto che dare un programma preciso di quello che vogliono fare. Pensi che queste nuove elezioni daranno un po' di speranza al nostro paese? Speriamo. Hai fiducia nelle istituzioni? Dipende. Fino adesso non si sono dimostrate molto efficaci in quello che hanno preventivato, però siamo sempre a tempo a sperare. Ti preoccupa la situazione politica del nostro paese? Molto. Perché? Precaria, mi mette instabilità e insicurezza. Parto da un presupposto: ogni istituzione umana è fatta da persone non sono perfette, per cui c'è la fiducia, ma c'è anche il realismo che puoi trovare la persona buona come quella non buona. È vero anche che però bisogna avere fiducia prima o poi in uno di loro per poter migliorare le cose. La scelta è ancora un po' sospesa dal mio punto di vista, nel senso che non so proprio dove andare a sbattere la testa. Spero di riuscire, man mano che la data delle elezioni si avvicina, a focalizzare qual è il migliore, insomma. E ora vi presentiamo Flow Magazine, una rivista digitale per iPad creata da Flavia Cristoforini e Michela Di Stefano. Professoressa Flavia Cristoforini, dottoressa Michela Di Stefano, voi siete le fondatrici e editrici di Flow Magazine, un'idea che è nata dalla Cattolica. Di che cosa si tratta esattamente? Allora, Flow Magazine è una innovativa rivista digitale, multimediale e per certi versi anche multisensoriale, che tratta di psicologia positiva e di creatività. Quindi è un prodotto digitale assolutamente nuovo, sia per quanto riguarda gli argomenti sia per quanto riguarda le caratteristiche tecniche. L'idea nasce dalla Cattolica, da un corso di empowerment cognitivo che io ho frequentato con il professor Gaggioli, il quale poi ha dato lo spunto per intraprendere questo studio della psicologia positiva, un mondo assolutamente interessante, affascinante e per molti versi di grandissima attualità. Quali sono le tematiche che trattate in questa rivista digitale?
Allora, come dicevo, la psicologia positiva si caratterizza per un approccio completamente nuovo all'essere umano. Da millenni la psicologia si occupa della patologia, del disagio, della malattia e della sofferenza. Invece la psicologia positiva vuole valorizzare le risorse umane nella loro espressione migliore, quando c'è il picco della creatività e il fluire libero delle migliori facoltà umane, che sono appunto quelle dell'innovazione, della creatività, della novità e del pensiero divergente, pensiero laterale. E noi ci occupiamo di questo diciamo grande ambito, però in modo applicativo, non teorico. Non è una rivista barbosa, accademica, con tutto il rispetto per l'accademia, ma è una rivista che trova 1000 punti di vista diversi relativamente ogni volta a un tema specifico. A chi si rivolge Flow Magazine? Quali sono i suoi lettori tipo? Qualsiasi utente sia in possesso di un iPad può scaricare gratuitamente questo prodotto dall'Apple Store. Abbiamo scelto come strumento proprio l'iPad perché diciamo in questo momento il tablet più utilizzato è quello che si presta meglio per la lettura di una rivista con queste caratteristiche. Come vedrete quando poi la scaricate non c'è un concetto di pagine, c'è il libero fluire delle informazioni in verticale e in orizzontale, e una delle caratteristiche tecniche che abbiamo deciso di abbracciare è proprio quella di fare in modo che i contenuti della rivista cambiassero alla rotazione del device, quindi ruotando l'iPad cambiano i contenuti, questo per dare ancora maggior ricchezza alla lettura, al modo di fruire dei contenuti stessi. Un'ultima domanda: il futuro di Flow quale sarà? Il nostro focus è comunque nel offrire questo prodotto per il lettore che ha bisogno di essere stimolato utilizzando questi nuovi strumenti tecnologici, gradisce avere sempre delle idee innovative e dei contenuti particolari. Cerchiamo di soddisfare queste esigenze. E ora spazio alla rubrica Libri in pillole, che oggi è dedicata alla festa di San Valentino. I will never die, start life and try your name on my lips. Siamo in Francia e più precisamente in Normandia nel 1918. Léon e Louise hanno 16 anni e sono follemente innamorati, tanto da giurarsi amore eterno, un giuramento che li terrà uniti per sempre, anche se dovessero separarsi. E infatti ben presto l'odio e la guerra spezzerà i loro sogni, quando una bomba scoppierà sulla strada che insieme stanno attraversando. Léon crederà morta Louise, Louise crederà morto Léon, e con la disperazione nel cuore dovranno ricostruirsi una vita. 10 anni dopo Léon ha una famiglia, è sposato con dei bambini. Louise invece è felicemente single. Ma un giorno, inaspettatamente, il loro destino si rincontrerà. Un libro per innamorarsi dell'amore. Questo è Ogni istante di me di te di Alex Capoue. As yellow light will remain, and see how stories break sea. We let our fights and we look up at the sky as the sun. Una bellissima storia d'amore. La protagonista è l'amabile libraia Helen, una donna dolcissima, divorziata, che lavora in una libreria che adora. Le pareti sono tutte dipinte di rosa e il suo nome è Horatius Street Books. Lavora insieme a delle commesse ad uno studente chiamato Johnny. Un bel giorno Helen troverà una strana lettera d'amore, indirizzata ad una capra da un misterioso montone. Da qui nascerà la curiosità, pagina dopo pagina, così come la passione di una strana storia d'amore. Questa è la lettera d'amore di Catherine Shin. It will be time again with something, and we'll dance together behind your eyes of dreamer. Hans
architetto di successo tra i 30 e i 40 anni, che incontra la donna dei suoi sogni al supermercato, mentre distratto le investe il piede col carrello. Tra Hans e Judith è subito amore a prima vista. Hans la ricopre di attenzione, innamorato e sempre al suo fianco, e Judith sta sul piedistallo del suo cuore. Ma ben presto la ragazza si sente oppressa da quelle continue attenzioni, quasi soffocanti. E se l'uomo in realtà nascondesse qualche cosa dietro la sua maschera di principe azzurro e fosse un cavaliere oscuro? Questo è Per sempre tuo di Daniel Glattauer. At the end of the line, we'll remain here, and sing out stories, phrases. Prima di salutarvi vi ricordo che domani a partire dalle 9 in università ci sarà l'Open Day, ovvero la possibilità di conoscere l'offerta formativa dell'Ateneo. Vi aspettiamo numerosi. Grazie per essere stati con noi.